Onorevole Cimino, la mia esperienza al servizio della Sicilia, questo è lo slogan che lei ha scelto per lanciare oggi qui all'Hotel De Pini la sua campagna elettorale. Sì, è importante, ritengo, in un momento così difficile per la nostra terra, creare le condizioni che la Sicilia sia amministrata da gente che abbia mostrato attenzione, esperienza e competenza. In questi anni, prima da assessore regionale ma anche da deputato semplice, ho sempre difeso i colori della provincia di Agrigento e voglio continuare a difenderli. La sua candidatura su Sicilia Futura, perché? È un progetto di coerenza, avevo detto di no alla Lega Nord, all'alleanza con chi voleva creare la Padania e abbattere il Sud, uccidere le politiche per il Mezzogiorno, e per un dato di coerenza ritengo che Sicilia Futura possa rappresentare il futuro per la politica siciliana e anche per la politica del Sud. C'è chi chiede un piano Marshall per la Sicilia, lei cosa ne pensa? L'ho già chiesto da tempo, è cosa buona e giusta ed è necessario che in Sicilia si possa attivare un piano di finanziamenti proprio perché la Sicilia è terra di accoglienza, ma come dice Papa Francesco noi non vogliamo accogliere delinquenti ma vogliamo accogliere chi vuole integrarsi e vuol far produrre e far crescere la nostra terra. C'è una polemica su queste liste contaminate. Questo è un dato molto significativo che va vagliato e ritengo che soprattutto la classe dirigente e i coordinatori dei partiti da questo punto di vista devono mostrare sempre grande attenzione. Come catturare il voto degli indecisi che sono stimati al 55%? Facendo capire l'importanza della proposta politica, l'importanza dell'impegno politico e soprattutto guardare anche e attenzionare la storia dei singoli candidati, chi in aula ha difeso il territorio, chi in aula ha portato avanti proposte interessanti, chi in aula non è mai intervenuto, addirittura si è sempre assentato.